Ondata di maltempo, piogge e grandine nel Bellunese, a Taibon uno smottamento danneggia una condotta dell'Enel, fiume d'acqua invade un'abitazione causando danni ingenti. Resta chiusa dopo le frane di ieri la regionale che da Arabba porta al passo Pordoi, allerta in tutto il Veneto per i nuovi temporali. A Venezia si ribalta un kayak con 5 persone, c'è un disperso. Femminicidio di Marano Vicentino, dopo mesi Angelo Lavarra, guardia giurata, confessa l'uccisione dell'ex compagna Anna Filomena Baretta per il legale delle sorelle, azione premeditata. Effusioni con un coetaneo in un bagno pubblico del Bellunese, 16enne, filmata da 2 minorenni che poi diffondono il video sui social, i 2 ora in comunità andranno a processo. Si è avvicinato a un trattore, taglia erba al lavoro in un campo e le lame lo hanno ferito gravemente alle gambe, lesioni fatali per un pensionato di 80 anni di Chioggia. Mentre si susseguono le proteste e le prese di posizione sull'aumento degli affitti ATER, la Regione si prepara a modificare la norma. A giorni, annuncia il leghista Barbisan, un decreto della Giunta. A Padova chiude i battenti dopo un secolo la storica pescheria Cencio, il titolare si commuove ma ammette tra affitti e spese impossibile reggere i costi, il caso arriva in consiglio comunale. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, ondata di maltempo, lo avete sentito anche in queste ore che si sta riproponendo. Prima di andare nel Bellunese una notizia da poco arrivata in redazione con il maltempo che in laguna ha causato il rovesciamento di un kayak su cui si trovavano 5 persone che sono finite in acqua. L'incidente è accaduto tra le isole di Murano e Burano, una delle 5 persone risulta essere dispersa, sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco con i sommozzatori. Naturalmente se avremo ulteriori informazioni su questo caso ve le daremo nel corso del telegiornale, intanto ci spostiamo dall'altra parte della regione, nel Bellunese, uno smottamento ha danneggiato la condotta dell'Enel a Soccol di Taibon a Gordino. Nella notte un fiume d'acqua ha invaso un'abitazione, danni ingenti ad attrezzi di lavoro e al legname già accatastato per il prossimo inverno. Vediamo. Sentivo sto rumore forte di acqua e sono andato a vedere e ho capito che c'era qualcosa che non funzionava, però buio non si capiva bene dove. Siamo a Soccol, una frazione di Taibon a Gordino. Questa notte, attorno a mezzanotte, a causa di un guasto alla condotta dell'Enel che è proprio lassù, su questo versante, è fuoriuscita una quantità impressionante d'acqua. Quest'acqua si è riversata a casa del signor Agostino. Praticamente qui si è riempito tutto, era a livello di qua, perché qui io non c'ho sfoghi, lì si vede il livello dove era arrivata sta acqua. Mi è andata dentro, qua io ho tutto infilato, io sono un artigiano, un casino di materiale qua, dato pala, meccanica, l'unimog, attrezzatura. E guardate i segni dell'acqua, guardate fin dove è arrivata l'acqua in questo garage che è stato completamente invaso da acqua e da fango. Qui dove erano ricoverati gli attrezzi, guardate sul muro il segno dell'acqua, qui l'acqua è acqua e fango ancora a terra, tutto il materiale completamente inutilizzabile. C'è una ruspa che sta cercando di portare fuori perlomeno tutta la legna che Agostino aveva fatto per l'inverno, tutto materiale da buttare. E adesso bisognerà ricominciare da capo. Laggiù la casa di Agostino Cadorin, qui sotto invece le condotte dell'acqua dell'Enel, e la situazione dà da pensare che probabilmente di guasto non si sia proprio trattato, perché è visibile uno smottamento, un movimento franoso che potrebbe avere causato la rottura delle condotte e quindi la fuoriuscita dell'acqua che ha completamente invaso la casa di Agostino Cadorin. Questo dunque il caso specifico. Intanto resta ancora chiusa la regionale che da Arabba porta al passo Pordoi, si lavora alacremente sul posto per garantire la sicurezza e la circolazione viaria dopo gli smottamenti che ieri pomeriggio hanno interessato la via di collegamento da e per il Trentino.
Siamo sulla strada che da Rabba porta al passo Pordoi. Il cartello stradale è inequivocabile. La strada per il passo è chiusa da ieri a causa di 5 smottamenti, 5 frane in rapida successione che hanno bloccato la circolazione per il passo Pordoi. Da ieri Veneto Strade sta lavorando senza soluzioni di continuità, si è lavorato anche nella notte alla luce delle cellule fotoelettriche per sgomberare la carreggiata dal materiale che è precipitato all'altezza di Ponte Vauz. Chiedo a Francesco di girarsi un attimo per farvi vedere un'auto che viene dalla Slovenia e che probabilmente è stata tratta in inganno dal malfunzionamento che ci ha confermato Veneto Strade di un segnale di cartelli luminosi che si trovano ancora sulla Gordina al Peron di Sedico che indicano che il passo è aperto. Il guasto è stato segnalato a Veneto Strade e risolto nella tarda mattinata. Per i tanti turisti ignari del divieto l'unica opzione è stata il dietrofront. Ci dice qual è la situazione? Ma si sta lavorando ancora, non si sa quando si aprirà di preciso. Intanto stiamo vedendo che si stanno addensando le nuvole. Appunto quello è sarà un altro problema, staremo a vedere, speriamo in bene perché qua... Già l'allerta meteo crea apprensione, esattamente come i tronchi d'albero schiantati al suolo che incombono minacciosi sulla viabilità dell'Alto Gordino. Si spera nella loro rimozione in tempo utile, prima delle prossime piogge, prima del prossimo autunno. Ora ci spostiamo per tutt'altro tema a Vicenza. Il femminicidio di Marano Vicentino, lo ricorderete, dopo mesi Angelo Lavarra, 43 anni, guardia giurata, avrebbe confessato l'uccisione della sua ex compagna Anna Filomena Baretta. Marano Vicentino, ho ucciso Anna tra le 11 e mezzogiorno del 19 novembre, ho nascosto il corpo sotto il letto della camera matrimoniale fino al mattino dopo, quando ho dato l'allarme raccontando del finto suicidio. Sarebbero queste le parole di Angelo Lavarra, 43 anni, guardia giurata, che a distanza di qualche mese avrebbe confessato l'uccisione di Anna Filomena Baretta, 42 anni, quella che era stata la sua compagna. Si erano separati nel 2018 e che non voleva più tornare assieme. Confessione che oggi trapela, ma di cui al momento l'avvocato dei familiari della vittima non ha ancora ufficialità, anche se... Le evidenze processuali che ci sono state messe a disposizione non potevano che portare l'indagato a confessare. L'autopsia infatti non lascia dubbi. Anna Filomena Baretta è stata uccisa con un colpo di pistola, la beretta dell'ex coniuge, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio del 19 novembre e non il giorno dopo. Il racconto che Lavarra avrebbe fatto agli inquirenti è agghiacciante. Esasperato dalla situazione avrebbe perso la testa sparandole, ma è la freddezza dei momenti successivi che lascia attoniti. Il cadavere nascosto sotto il letto, l'acquisto dei detersivi per pulire il sangue che dai riscontri della scientifica evidenzia le tracce di trascinamento del cadavere. Il racconto alle figlie che la madre non era in casa, l'aver preparato la cena e poi, come nulla fosse, andare al lavoro e solo il giorno dopo dare l'allarme. Io non ho mai visto una cosa del genere perché è vero, il femminicidio è una problematica gravissima, ma spesso il reo o si uccide a sua volta o confessa il fatto. Qui vi è proprio un occultamento dell'azione omicidiaria premeditato in modo feroce. Una confessione che i familiari di Filomena attendevano, anche se in cuor loro. Io tutelo le due sorelle e non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio della loro cara. Evidentemente l'unica certezza che avevano e che adesso pare assolutamente granitica è che sia stata uccisa dall'ex marito. Angelo Lavarra è accusato di omicidio volontario con la doppia aggravante del rapporto coniugale e dell'aver approfittato della menomata difesa della vittima. Attendiamo la chiusura delle indagini da parte del pubblico ministero, ritengo che non ci sia molto da fare e poi ci costituiremo parte civile nel processo che verrà certamente fissato a breve. Dramma oggi a Chioggia con un pensionato di 80 anni morto dopo essere stato investito da un tagliaerba. Il servizio. Una fine orribile e tragica è accaduta oggi a Chioggia con un pensionato di 80 anni fermatosi questa mattina intorno alle 9:30 a osservare lo sfalcio dell'erba nella zona dell'Argine del Brenta in via Contarini, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'anziano è stato irrimediabilmente investito e travolto dal mezzo in retromarcia. Per lui inutile ogni tipo di soccorso, è morto dopo aver subito l'amputazione delle gambe.
Subito sul posto, con i sanitari del 118, i tecnici dello Spisal. Secondo le prime verifiche dei carabinieri, che hanno ascoltato anche la testimonianza dell'uomo che guidava in mezzo, tra i due non risulterebbe alcun legame di parentela né di conoscenza. È possibile che il pensionato si sia avvicinato semplicemente per seguire i lavori. La salma è stata ricomposta all'obitorio dell'ospedale di Chioggia ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Filmano una ragazzina che si scambiava effusioni con un coetaneo in un bagno pubblico di Belluno e diffondono il video sui social. Guai seri per 2 minorenni bellunesi già con precedenti penali e per questo seguiti dai servizi sociali. I fatti risalgono a un anno fa e la notizia è stata diffusa dalla Questura d'intesa con la Procura dei minori di Venezia come monito sulle conseguenze che episodi del genere possono comportare. Nella fattispecie uno dei 2 minori è accusato, oltre che di detenzione di materiale pedopornografico, anche di tentata violenza sessuale, perché aveva cercato di costringere la ragazza a sottostare a rapporti sessuali in cambio della cancellazione del video. I 2 giovanissimi sono stati rinviati a giudizio e collocati in comunità. E parliamo sempre di un ragazzino minorenne appartenente a una delle ormai famose baby gang che seminano il panico in laguna come in terraferma, identificato dai filmati e condotto in comunità. Il ragazzino veneziano minorenne è stato condotto in una comunità di recupero dopo essere stato identificato dalla polizia come appartenente alla baby gang con cui lo scorso 6 aprile ha rapinato un minimarket etnico di Mestre, minacciando pure di morte il proprietario dopo avergli puntato alla gola un coltello. A incastrare il ragazzino le indagini condotte dalla squadra mobile di Venezia e coordinate dall'autorità giudiziaria minorile, che ha emesso il provvedimento restrittivo in questione. La sera della rapina, erano da poco trascorse le 20:30, il ragazzino insieme agli altri minorenni della banda erano entrati nel minimarket impossessandosi di una birra. Alla reazione del titolare, che appresa la loro minorità diceva di non poter vendere loro alcolici, il gruppo reagiva tirando addosso a lui e ai suoi 2 dipendenti le bottiglie presenti sullo scaffale, puntandogli pure un coltello all'altezza del collo, per poi darsi alla fuga dopo averlo rapinato dell'incasso della giornata, poco meno di 700 euro. La misura restrittiva va ad inquadrarsi nella più ampia azione di contrasto contro il fenomeno criminale delle baby gang. E ora nel Padovano, perché è espirata dopo quasi una settimana di coma la donna di 50 anni rimasta ferita nell'incidente stradale a Rubano, costato la vita al suo compagno. Barbara Agostini non ce l'ha fatta e ora è di nuovo assieme al suo Franco. La donna di 50 anni è rimasta ferita in modo gravissimo nell'incidente nel quale aveva perso la vita domenica il suo compagno Franco Benato, conosciuto da tutti come Frankie, espirata dopo quasi una settimana. Fin da subito le sue condizioni erano apparse disperate e il quadro clinico è ulteriormente peggiorato fino al triste epilogo. Franco e Barbara facevano coppia fissa da anni e avevano anche deciso di sposarsi. La loro passione comune era la moto e proprio in sella alla 2 ruote di Benato li ha accolti il destino, mentre andavano a mangiare un panino dopo una serata passata con gli amici. La Yamaha sulla quale viaggiavano è andata a sbattere contro una Twingo sulla strada regionale 11 nei pressi di Rubano. È plausibile che per Franco e la sua Barbara venga organizzato un funerale comune. Traffico da esodo d'agosto su strade e autostrade oggi e domani, soprattutto in A4 e verso la montagna, con l'incognita, lo abbiamo sentito, del maltempo che nella serata e nella giornata di domani continuerà a interessare il Veneto. L'allerta, lo ricordiamo, della Protezione Civile è diramata fino a lunedì mattina. Sentiamo le raccomandazioni dunque per chi si mette in viaggio della Polizia Stradale. Un sabato e domenica di grandi spostamenti, rete autostradale congestionata in molti punti, difficoltà in A4, ma anche lungo statali come la Lemagna, l'Adriatica o la Romea. Non basta lo stop ai mezzi pesanti, in vigore questa sera fino alle 22 e di nuovo domani a partire dalle 8 per risolvere il problema traffico nel fine settimana che si affaccia al mese clou delle vacanze, agosto. È l'occasione anche per ricordare a tutti gli automobilisti, a tutti gli utenti della strada, quelle che sono le regole principali per affrontare queste situazioni di spostamento in condizioni di traffico davvero intenso e problematico, e quindi la massima concentrazione alla guida, l'assoluto divieto di utilizzare bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, neanche a dirlo, e comunque la massima concentrazione nella guida, l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione, quindi le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori, la velocità moderata ed evitare di distrarsi visto il dilagare di incidenti causati dall'uso dello smartphone alla
alla guida. Lasciamo stare il telefonino per qualche ora, almeno finché siamo in viaggio, e avremo tempo e modo di recuperare quando arriviamo a destinazione. Con dei rallentamenti pressoché inevitabili oggi e domani, con l'unico conforto di temperature ritornate sopportabili. In viaggio anche molte famiglie, da qui le raccomandazioni legate ai bambini. È evidente che i bambini meritano la massima delle nostre attenzioni, quindi sempre l'utilizzo dei dispositivi ove previsti per loro, dei seggiolini, degli strumenti per la loro circolazione, le cinture allacciate sempre, e una raccomandazione a tutti coloro che sono in macchina con loro che alle volte conviene sopportare magari anche un pianto o un'urlata o un rumore di troppo, piuttosto che cercare qualche manovra dai sedili anteriori a quelli posteriori per evitare di sentire questi rumori, o magari slacciare una cintura proprio per smettere di sentire uno strillo, che potrebbe essere poi una scelta assolutamente tragica. Andiamo a vedere insieme un aggiornamento del ribaltamento del kayak in laguna, perché fortunatamente sono tutti salvi i 7 occupanti e non 5 come appreso in un primo momento, scrive l'ANSA, del kayak che si è rovesciato nel pomeriggio per il maltempo nella laguna di Venezia. Secondo una ricostruzione dell'incidente, per il quale sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto, una ragazza è finita in acqua a causa del forte vento che soffiava sulla laguna, ma fortunatamente, ecco, lo avete sentito, la giovane si è rifugiata in un isolotto tra Mazzorbeto e la zona di Tessera, a poca distanza dall'aeroporto, e il giovane che si era tuffato è stato a sua volta ripescato dai sommozzatori. Ecco, è finita bene, per fortuna. Ci fermiamo per qualche secondo, ma rimanete con noi. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, ripartiamo dal caro affitti Ater, perché ci sono importanti novità in arrivo dalla Regione. Nel frattempo, in attesa proprio di queste novità, continua la mobilitazione con le raccolte firme dei cittadini. A Treviso il sindaco Mario Conte ha confermato che a inizio settimana incontrerà il governatore Zaia e l'assessore al sociale Lanzarin. Dal fronte delle opposizioni il Partito Democratico annuncia interrogazioni sia nei comuni che in Regione. Caro affitti Ater, dopo giorni di proteste da parte degli inquilini, il caso passa direttamente nelle mani del governatore del Veneto Luca Zaia. Adesso la questione è nelle mani del presidente Zaia, che mi ha assicurato che proprio ce l'ha lui e che nel giro di pochi giorni uscirà con un provvedimento che servirà a ricalcolare i canoni, tenendo conto delle situazioni di difficoltà che in questi giorni si sono palesate. In pratica già la prossima settimana potrebbe tenersi una riunione di giunta che manderà un decreto regionale a modifica delle regole applicative della legge sugli affitti Ater. Andremo a tutelare tutte le famiglie che hanno messo da parte una vita di risparmi oppure la liquidazione di una vita di lavoro, certo però entro alcuni criteri e non salvaguardando grandi patrimoni. Quindi verrà rivisto il parametro dei 20.000 euro di reddito ISEE Ater, che prevede il calcolo anche del conto corrente, portandolo probabilmente alla soglia dei 100.000 euro complessivi. Correttivo per una legge che comunque andava aggiornata. Questa legge andava fatta perché siamo l'ultima regione che si è adeguata al calcolo ISEE e non più al solo reddito. Certo, non sarà più possibile avere persone che hanno 400.000 euro in banca e pagano affitti irrisori, come questa legge ci ha permesso di scoprire. Pensate che abbiamo scoperto in Veneto, non voglio dire dove, un cittadino che aveva 1 milione di euro in banca e viveva in un alloggio Ater. Va sottolineato che il governatore potrà agire subito sulle regole di applicazione della legge, che invece richiede un iter molto più lungo per essere riscritta, e questo a scapito di chi, se superiore ai 20.000 euro di ISEE Ater, entro 24 mesi dovrà lasciare l'alloggio. Per queste persone che hanno due anni di tempo per regolarizzarsi, vedremo tra un po' di tempo quanti se ne sono regolarizzati, quanti sono i casi che semplicemente riescono a regolarizzarsi, per salvaguardare appunto delle situazioni come quelle di pensionati o utenti deboli che meritano comunque la salvaguardia. Probabile nel decreto regionale è anche l'apertura al riscatto degli alloggi da parte dei residenti, mentre resta l'obbligo di versare il canone ricalcolato fino a nuova comunicazione da parte dell'Ater. La gente è chiamata a pagare ciò che gli è stato richiesto, che però gli verrà scontato nel caso in cui l'affitto dovesse essere ricalcolato in modo più basso nel futuro.
Continua l'iniziativa lanciata diverso tempo fa dal giornalista Pino Aprile nei bar del Sud contro l'autonomia chiesta dal Veneto, esercizi commerciali devenetizzati con tanto di adesivo in vetrina che boicottano i prodotti veneti in segno di protesta. Arriva ora la replica dell'assessore regionale Federico Caner con un post su Facebook: è ora di finirla con questa manfrina dei poveri del Sud e dei ricconi del Nord, scrive Caner. Chiedere che i centri dove si decidono come spendere i soldi pubblici siano più vicini ai cittadini dovrebbe essere una priorità di tutti a prescindere dalla provenienza geografica. Autonomia uguale assunzione di responsabilità, così l'assessore regionale. Bando per l'accoglienza di immigrati della prefettura di Vicenza, 8 cooperative lo disertano, i tagli non consentirebbero una vera inclusione. Immigrazione, bando della prefettura di Vicenza per la gestione e l'accoglienza di immigrati nel Vicentino, ma 8 cooperative da tempo impegnate sul territorio preferiscono non partecipare. Abbiamo deciso di non partecipare perché non ci permette di proseguire con il nostro lavoro fatto negli ultimi anni e poter dare una reale e concreta occasione di inclusione sociale a queste persone. Il dito è puntato su quelle che sono le novità legislative sul tema accoglienza contenute nel decreto sicurezza emanato dal Ministero dell'Interno. C'è stato un taglio del 40% in particolare di tutte le attività di integrazione, quali l'insegnamento della lingua italiana, l'orientamento lavorativo e molti altri servizi hanno caratterizzato il nostro lavoro negli ultimi anni. Il bando della prefettura, a cui i termini sono scaduti in questi giorni, ricordiamo, prevede l'affidamento a più soggetti, le cooperative generalmente, del servizio di accoglienza e assistenza in centri collettivi con capacità ricettiva massima fino a 50 posti di 200 stranieri richiedenti protezione internazionale per il periodo di 2 anni. Base di gara 26,35 € al giorno per un importo presunto di appalto di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Un taglio, quello del 40% delle rette, che sarebbe sufficiente a coprire i pasti e poco altro, un risparmio certo, ma per le cooperative si potrebbe agire su altri fronti. Ci sono altre modalità per poter ridurre le spese, a partire soprattutto dalla lunghezza delle procedure burocratiche per la richiesta di asilo, che con questo sistema portano ad allungamento dei tempi fino a 4-5 anni. Ha chiuso i battenti oggi la storica pescheria Cencio nel Salotto Buono padovano. Il titolare ammette che è impossibile stare al passo con le spese, si commuove ai nostri microfoni, ma la consigliera Pellizzari annuncia battaglia. Siamo con Roberto Giacomini, siamo in una delle aree storiche del commercio padovano e c'è una brutta notizia. Che purtroppo oggi è l'ultimo giorno di lavoro e un grande dispiacere, noi da 30 anni che siamo qui e purtroppo per i rincari afflitti adesso non c'è più come una volta tantissima gente come c'era una volta e non ce la facciamo più con tutte le spese che ci sono a tenere aperto il negozio. Finisce così, dopo un secolo, la storia della pescheria Cencio. Affitti carissimi per pochi metri quadrati, spese di gestione importanti e continui cambiamenti nei flussi commerciali fra centro storico e Interland hanno portato a questa chiusura che riguarda una delle attività più antiche della zona. Non è la prima, non sarà neanche l'ultima, ma un negozio presente da 100 anni nella pancia del Salon e gestito da decenni dalla stessa persona che se ne va. Rappresenta comunque un colpo al cuore del commercio padovano. Non ci siete riusciti, chiude un'attività che è qui da quando? Beh, questa ha 100 anni, però noi siamo qui da 20 anni, è la più storica. Io ho iniziato quando avevo 14 anni come il mio primo lavoro, mi spiace tantissimo. Non riesce proprio a trattenere le lacrime Roberto, che conferma di voler continuare a fare commercio, con tempi e modi dei quali si occuperà una volta chiuso questo doloroso capitolo. Ma il vuoto che lascia non è solo una serranda abbassata. Siamo con Wanda Pellizzari, l'anima, definita da molti l'anima del commercio padovano. Cosa sta succedendo qui? Con molto dispiacere che oggi apprendo che un'altra parte della mia Padova, della nostra Padova, se ne sta andando. Ecco, un negozio antichissimo, io sono nata in Piazza Remitani, quindi conosco questa attività da quando ero piccolina e venivo a fare la spesa, e vedere che oggi
si chiude, è un'altra pagina di storia appunto che se ne va. Proprio Wanda Pellizzari porterà l'esempio della pescheria Cencio in Consiglio Comunale, chiedendo all'amministrazione azioni concrete per questa situazione. Questo è un grosso dispiacere, una delusione, perché questi negozi fanno parte della storia di Padova. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, mi fermo qui, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata, una buona domenica, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Sarà una domenica con tempo perturbato sul nostro territorio a causa di correnti più fresche e instabili nord atlantiche. La situazione del 28 luglio nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo spiccatamente instabile per tutto l'arco della giornata. Sulla nostra regione infatti avremo precipitazioni temporalesche anche particolarmente forti e accompagnate da locali grandinate. Il clima sarà decisamente più fresco con valori termici minimi tra 18 e 21 gradi. Per quanto riguarda le temperature massime invece queste oscilleranno tra i 22 e i 25 gradi e anche la sensazione di afa sarà decisamente in attenuazione. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali diffusi un po' dappertutto. Attenzione perché non si escludono anche qui dei fenomeni anche intensi, tuttavia migliorerà nel corso della nottata. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime più fresche, oscillanti tra i 24 e i 25 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché identica, con cattivo tempo dappertutto e con rovesci localmente anche forti. Temperature anche in questo caso in calo con minime sui 18 gradi, massime sui 25 gradi circa. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.